Corsa di chiusura dall'Arcoveggio, un miglio per cavalli di categoria G, 11 al via, Patrick S, Uevedrim, Simi Esprit, Zar Parlante, Vania del Ronco, Shelford Run, Artaterme Jet, Naldo Benal, Zambana, Venusia Jet, Vaston dei Maghi in partenza. Molto veloci sono Zar Parlante, Vania del Ronco e Shelford Run. Conquistato la testa Zar Parlante, ma insiste al suo esterno Shelford Run, che è velocissimo e conquista in breve il comando. Dunque Shelford Run, Gennaro Casolari, ha conquistato in breve la testa e ora tira via a buona andatura, ha completato i primi 200 in 14,2 e il quarto iniziale se ne va nell'ordine del 29,5, 15,3 la seconda frazione, seconda posizione per Zar Parlante, poi Vania del Ronco, via via tutti gli altri. Primi 600 sempre scanditi da Shelford Run, che completa il primo segmento di gara in 45,6 da 1,16. Per corsie esterne c'è la progressione intanto di Patrick S. Patrick S si trascina Vaston dei Mag, si lancia in quarta ruota addirittura Artaterme Jet, anticipata da Zambana. E Zambana in breve risale, mentre al comando è passato Patrick S, che ora prende vantaggio e completa il chilometro in 1,16,7. Zambana all'inseguimento, Artaterme Jet a sua volta scatta a centropista, siamo a 500 dal palo con Patrick S che controlla la situazione, Zambana in schiena, Artaterme Jet all'esterno, gli altri sono nettamente più discosti. Il parziale ora in 14,7, siamo a 300 dalla conclusione con Patrick S in vantaggio. In seconda posizione si mantiene Zambana davanti a Artaterme Jet, retta d'arrivo, Patrick S, due lunghezze di margine sui rivali, si lancia Zambana, a centropista Artaterme Jet, finale con Patrick S e Zambana. Zambana sul palo prevale nettamente, vincendo su Patrick S, terzo posto per Artaterme Jet, 1,15,6 e notevole prestazione di Zambana, che dalle retrovie avanza al passaggio in terza ruota, anticipa Artaterme Jet che corre bene a sua volta e vengono anticipate però entrambe da Patrick S che sfila i 600 finali, ma in arrivo deve arrendersi a Zambana che scatta in open stretch e consente a Manuel Pistone di concludere netto vincitore con questa linea di Nicola Bortolotti. Secondo posto per Patrick AS, al terzo chiude Artaterme Jet. È tutto per quel che riguarda le corse dall'Arcoveggio per oggi, domenica 21 marzo. L'appuntamento è per giovedì prossimo.